sempre qui alla serata Artisti per l'Ecuador e siamo con questa deliziosa ragazza che si chiama Denise e raccontaci un po' qual è la tua arte. Okay. Ciao a tutti, io sono nata qui in Italia da genitori equadoregni. Io quello che voglio trasmettere attraverso la mia fotografia è appunto la mia visione europea. E al momento non ho avuto la possibilità di tornare al mio paese, ma più tempo passa e più ho questa voglia di riconquista e più che altro di andare a ricercare proprio da dove sono. Quindi quello che posso, le mie radici, quindi quello che posso mostrarvi ora è la mia realtà da Roma ma anche da equadoregna, che potete comunque vedere in ogni mia fotografia, dove oltre alla fotografia c'è anche un grande messaggio introspettivo di cui ho voluto parlare. Ogni foto in realtà ha una storia a sé, quindi che parla di una realtà sociale ma anche di una realtà interiore che fa parte comunque della mia vita ma che può essere anche interpretata da altre persone che le guardano. Quindi spero che chi è venuto, chi ha avuto la possibilità di vedere le mie foto possa essere felice così come io sono stata felice nel scattarle. Quindi tutto qui. Il mio è un grande messaggio verso la ricerca di se stessi, ma anche di andare a prendere quella cultura che io l'ho dimenticata, ma che adesso ho quella voglia di riconquista, ecco. E allora Denise, HTO TV, noi tutti ti auguriamo di coronare il tuo sogno e veramente ti auguriamo prima possibile un viaggio nella tua magnifica terra che è l'Ecuador. Grazie. Siamo qui tra due personaggi clou di questa serata, Sara Lucía Oña, che è il viceconsole dell'Ecuador, e Verónica Paredes, che è una poetessa, performer, presentatrice di questa serata meravigliosa. E io volevo chiedere a lei, poi dopo magari Veronica ci traduce, volevo chiederle come è nata l'idea di questi artisti per l'Ecuador. Le quiere preguntar, innanzitutto le ha dicho muy buenas tardes, bienvenida aquí. Le quiere preguntar cómo nació esta idea de los artistas del Ecuador, el apoyo que el consulado ha dado a esos artistas ecuatorianos que hoy pueden exponer, que han expuesto aquí al Palacio Maifei Mariscotti, a Viale de la Piña, a la galería. ¿Cómo ha nacido esta idea? Buenas tardes a ustedes, agradezco por esta entrevista, de igual forma también a las organizadoras, Alexandra Tercero, Gladys Rosado, quienes impartieron la idea de dar a conocer los talentos ecuatorianos, especialmente de jóvenes artistas, fotógrafos, pintores, que Ecuador igual es cuna de arte, al igual que Italia, y estoy muy agradecida por la apertura de esta sala para presentar todos los cuadros de los jóvenes ecuatorianos inspirados en el alma, en la pasión realmente de la vida y la naturaleza del Ecuador. Innanzitutto il viceconsole ha detto che è molto contenta di questa mostra, che si congratula sia con Alessandra Tercero e Gladys Rosado per questo lavoro che hanno fatto di radunare tutti questi artisti, pittori e scultori equatoriani che si trovano in diverse parti del mondo e che lei come autorità del nostro paese è molto orgogliosa di tutti questi artisti. Grazie. Mi viene anche, siccome è stata una cosa molto bella, molto emozionante, dove ognuno ha messo del suo e poi questo grande cerchio di amicizia, no, tra i popoli, quindi la domanda sorge spontanea, direbbe Lubrano: a quando la prossima? Allora, guarda, su questo dovrebbe rispondere anche Alessandra, che sono stati, diciamo che noi tre abbiamo collaborato per la riuscita di questo evento. Io sono stata alla parte letteraria
che ho dato una mano, ho aiutato per poter riuscire a fare l'evento, ma loro sono stati veramente delle donne meravigliose che hanno fatto contatti sia delle location, artisti, tutto, perché hanno radunato 17 artisti equatoriani che si trovano in diverse parti del mondo, e questo è stato veramente una cosa molto importante. So che è in programma adesso la seconda edizione dei artisti equatoriani, ci sarà fatta a Milano. Questo, almeno per adesso, queste sono le notizie. Bene. Allora, grazie, e verremo a Milano. Verrà a Milano anche HTO TV, assolutamente. Siamo qui con la rappresentanza degli artisti più giovani, con Ilar, Emanuele e Angela. Voi due siete sposati, credo bene, Ilar e Angela. Che cosa hai portato tu in questa meravigliosa serata? ¿Cuál es la tu arte? ¿Qué es el arte que has traído? El arte que he traído es fotografías en Forex, máscara y sombreros de paja toquilla. Le opere che lui ha portato sono principalmente fotografie, maschere e anche dei sombreros che realizzano nella sua comunità. Questo immagino per rappresentare anche un po' la cultura del vostro paese. Esto lo has traído para representar tu cultura. Por supuesto, la idea principal es visibilizar nuestra cultura que se está perdiendo a través de los años por la migración. Es un problema que nos está afectando bastante en nuestro país, y la idea de todo esto es que la gente se sienta representada por nuestra cultura. E anche quelle meravigliose fotografie di bambini sono le sue. Y también esas maravillosas fotografías de esos niños son tuyas. Sí, esa fotografía es de una comunidad que se llama Sarar. Sarar es un pequeño caserío con 250 familias en donde la mayoría de las personas tienen estos rasgos de rubios, ojos azules, y es algo muy impactante porque en Ecuador la mayoría somos mestizos. Bene. Siamo stati veramente emozionati dalle tue foto. Diglielo perché Sí, dice è que vero. se emocionaron de verdad mucho con tus fotografías. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros, para mí, Angela, es un orgullo estar aquí representando nuestro Cantón Sixi. Bene, ma Angela sei la sua, diciamo, assistente oppure hai prodotto anche tu qualcosa? Que si trabajaste como asistente o si también has producido alguna de las obras que están aquí. Sí, yo soy asistente, apoyo mucho el arte, el potencial de mi esposo, y esta vez hemos venido acá a mostrar nuestra cultura. Quindi c'è sempre, quando si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Detrás de una... Dove vuoi lì? Sì, Ok, sì. Sostanzialmente dice che sì, ha lavorato come assistente. Sì, e no, che l'ho capito. A posto ho detto dietro un grande artista. ok, sì, che praticamente sempre detrás de un grande artista hai una incredibile mujer. Grazie. Bene. Ed Emanuele, last but not least, direbbero gli inglesi, tu sei di Milano, tu non sei di Roma, sei Ecuador, ma... E come ha fatto a sapere? No, infatti perché sono cresciuto un po' verso Monza, Biassono, queste zone qui. Sei un Brianza, sei brianzolo. Sì, un brianzolo. Sei un equadoregno brianzolo. Esatto. Che cosa hai portato qua? Ho portato 2 dipinti che stanno di là. Andiamo a vedere. Andiamo. Allora, questo dipinto è la ragazza in riva al fiume, rappresenta un momento di quiete, di calma. L'anno scorso ho perso dei parenti molto importanti e quindi volevo rappresentare come attraverso di un piccolo viaggio che ho realizzato con i miei compagni di classe sono riuscito ad elaborare questo dolore con la calma che sono riuscito ad avere nelle vacanze. Quindi ho voluto rappresentare un momento di calma, di quiete e di pace. Mentre che l'altro dipinto è una semplice natura morta, si chiama La musica è fonte di vita. Quando si inizia a dipingere si fanno molte nature morte, ma qui ho voluto dare un messaggio, quindi la musica del violino è la fonte di vita di questi fiori.
E siamo qui con Gladys, che è una delle 3 organizzatrici di questa kermesse che ha per protagonista l'Ecuador, e quindi abbiamo già detto in tutte le sue forme, quindi con la fotografia, l'arte, la poesia, la musica, il teatro, abbiamo tutto. Gladys, come nasce questa bellissima storia? Questa bellissima storia nasce dalla voglia di trasmettere a voi italiani e a tutto il mondo che il nostro paese ha tanto da offrire, e più che altro anche per dare la possibilità a giovani artisti che stanno emergendo in questo bellissimo mondo dell'arte, poter dare una possibilità con la speranza che vadano avanti. Quindi vi invito a tutti quanti a venire a vedere la mostra. È il 22 febbraio. Grazie. Grazie a te Gladys, grazie. E siamo con Elisabetta Pamela Petrolati, poetessa, scrittrice, e oggi in veste di copresentatrice, che poi, lo diciamo, si è stata avvertita all'ultimo, ma è stata, come avete visto dalle immagini, è stata bravissima, braverrima, voglio dire braverrima. Quindi a caldo, le tue impressioni proprio a caldo, è finito ora questa serata bellissima, raccontaci così, proprio d'emblée direbbero i francesi. Allora, io sono felicissima di questo evento e di tutti quegli eventi che sono finalizzati all'intercultura, quindi alla reciproca conoscenza tra i vari paesi, legati in particolar modo dall'arte. Quindi sono eventi in cui io credo tantissimo e ho avuto la fortuna appunto di avere questa amicizia speciale con Veronica Paredes, che ha organizzato insieme alle altre organizzatrici ecuadoriane questo bellissimo evento di esposizione di artisti dell'Ecuador, e quindi in questo gemellaggio con l'arte anche italiana. E quindi questa sera in particolar modo è stata una serata speciale perché molti dei poeti hanno praticamente scritto e poi recitato poesie dedicate all'Ecuador, quindi ci siamo tutti impegnati a studiare, ad entrare in questo mondo magico in tutte le sue sfumature, e quindi è stata anche una grandissima opportunità per tutti noi per scoprire questo paese. Ecco, da qui appunto nasce questa comunicazione tra le culture, e quindi penso siamo al termine di questo evento tutti quanti pieni di gioia, e quindi comunque un evento molto importante ma allo stesso tempo con carattere familiare, amichevole, veramente gioioso, e quindi di questo sono molto molto contenta. Grazie Manuela. Grazie a te, siamo pieni di energie, ancora così, ancora con tutta l'adrenalina a 3000, quindi la prossima mossa è il viaggio in Ecuador. Sì, certamente, organizzeremo di certo. Assolutamente, sì. Grazie. Grazie.